Visita del presidente della regione Nello Musumeci nell'arcipelago delle Egadi in provincia di Trapani, tappa a Levanzo. Musumeci tra l'altro ha annunciato che per le isole minori sono stati previsti 103 milioni di euro di investimenti per le portualità minori. Vediamo. Sono qui assieme al sindaco, l'onorevole Francesco Forgione, per capire quali sono le esigenze di queste comunità che debbono avvertire la regione e il governo regionale vicino, sempre, nei periodi estivi e nei periodi invernali. Abbiamo bisogno di un intervento immediato per salvaguardare la fascia costiera dalla caduta massi, che avviene con sempre maggiore frequenza, e per questo ho dato disposizione alla struttura contro il dissesto idrogeologico perché si predisponga subito un progetto per mettere in sicurezza la costa. L'unica strada interna è a fondo naturale, pressoché impercorribile. Non è possibile in un'isola che si candida a diventare, assieme alle altre isole minori siciliane, un polo di attrazione turistica. Per noi oggi è un momento importante perché la presenza del presidente Musumeci nel nostro arcipelago, per la prima volta nell'isola di Levanzo, un presidente della regione, dimostra che il dialogo tra le istituzioni non solo è necessario, ma può essere proficuo, se al centro c'è l'interesse della comunità e c'è l'impegno non solo alla valorizzazione e alla difesa del nostro territorio, ma anche all'investimento sul futuro a partire dalle potenzialità che queste isole hanno e che spesso non vengono considerate. Queste comunità d'inverno vivono di isolamento nell'isolamento, ma l'estate devono offrire la ricchezza e la bellezza che la storia, la memoria, la cultura che si è incontrata in questi mari ci ha consegnato attraverso millenni di storia.